No! Invece quello sono tu. È di Pinocchio Caruso di 40 anni fa. Vabbè, i Dai Nicola, dai Nicola! Temporeggio. Avanza in Sappiamo già chi è lui. Oh, che ti arriva Andrea! raddoppia uno! Dai. Sì, vabbè, quattro, Nicola! Quattro! Diciamo sia negli ultimi 15 minuti. Un po' di paura ha un po' condizionato il comportamento ed è finita per la quarta volta su 5 anche questa finale è quasi un destino per la Lazio. Avete vinto voi, siete super specializzati, l'avete dimostrato quest'anno, però penso che Blues abbia dimostrato di essere una grandissima squadra con un grande gioco. La parola innanzitutto a Pierpaolo. Un po' di amarezza mi immagino.
perdere i rigori è sempre spiace, però una volta che si arriva ai rigori io moralmente prima di calciare abbiamo vinto tutti e due perché è una partita così agonistica, così anche corretta, non so se non resta che congratularsi con loro e pazienza, sarà per il prossimo anno. Rimane l'amore in bocca, è difficile trovare le parole quando si perde così, però penso che alla fine abbiamo cercato di giocare a pallone, non ci siamo chiusi dietro, non abbiamo cercato di fare ostruzionismo, li abbiamo fatti a viso aperto. Penso che sia venuta fuori una bella partita. Sì, sì, in effetti nel primo tempo le due squadre si volevano superare. Forse la paura si sentiva un po' la parola finale. Sì, Durante il torneo sì, è state per a qualsiasi livello sempre la parola finale condiziona tantissimo. Però nel primo tempo insomma, mi sembra che vi siete espressi molto bene tutti e due, anche voi avete cercato di superarvi. Sì, io sono contento, abbiamo visto delle belle giocate, sono contento soprattutto della grande correttezza che c'è stata per tutta la partita, a parte qualche ovvio fallo di gioco, diciamo. Sono contento insomma del fatto che anche se per 4 partite di fila, però alla fine siamo riusciti a vincere anche se sui rigori. Sono d'accordo con il collega, anche noi insomma ci sentivamo alla fine vincitori morali nel momento in cui sono finiti i tempi regolamentari. Vi ringrazio perché è stato veramente un torneo organizzato benissimo, mi ha veramente fatto tanto piacere trovare degli amici, insomma, delle persone con cui condividere dei momenti di divertimento, di tranquillità. Ti ringraziamo noi per questo complimento, ma comunque nella premiazione anche avremo tempo di parlare di queste cose. Un'ultima cosettina, il fatto di essere passati sempre in rigore, in effetti pensi che il potenziale della tua squadra da un certo punto di vista, non dico che abbia deluso, però potenzialmente voi avete dato l'impressione di poter fare molto di più. Sei d'accordo anche tu? Sì, è un torneo vinto meritatamente, non c'è dubbio su questo, però il fatto di essere passati 4 volte in rigore appena lo macchia per modo di dire, cioè, non ci indigniamoci. Sono d'accordo perché nelle ultime 4 partite noi abbiamo fatto vedere un po' di bel gioco, però insomma non con la continuità che ci aveva caratterizzato nella prima parte del torneo. E effettivamente arrivare alla fine alle fasi finali di 2 tornei contemporaneamente, cioè il vostro, il torneo Morante, di calcio 11, e immagino anche che per voi sia la stessa cosa, sicuramente. Dovevamo insomma centellinare le fatiche delle persone che facevano entrambi i tornei e quindi li dovevamo dosare, non potevamo schierare in ogni momento la migliore formazione. Voi da parte vostra invece, come ho già avuto modo di dire, i vostri avversari li avete veramente battuti oggi. Eravate la squadra più in forma dal punto di vista fisico, eravate anche un po' entusiasti, diciamo così. Poi magari diciamo che... Sai cosa ho notato? Ogni volta che si passavano per tardi, qualche respiratori non si festeggiava, perché questo è il sintomo di che fanno, come si arriva in fondo. Il carattere del grande entusiasmo, quello l'hanno visto tutti, vi davano molti anche per favoriti proprio per quello. Noi il terzo anno che lo facciamo, l'organizzazione l'abbiamo potuto constatare negli anni, è andata sempre crescendo, il numero delle squadre non è facile gestire, mi congratulo con voi che siete Va bene. e siete stati in grado di organizzare un bellissimo torneo. Noi facciamo i complimenti a voi, ci avete fatto vedere un bellissimo spettacolo, insomma un anno arrivare in finale è stata una grandissima cosa. Speriamo di potervi avere ancora con l'anno prossimo e di avere una finale altrettanto bella. Veramente complimenti. Grazie. Complimenti.